al terzo testato Intel, quindi qui sì, abbiamo terzo e ultimo, certo. Abbiamo l'ingegner Mario Menini, finalmente, qui vicino a me. Allora, per il terzo attestato Intel legge le motivazioni il presidente internazionale dell'Associazione dei Liguri nel mondo, e leggiamo quindi l'attestato per un grandissimo artista, direttore d'orchestra, maestro Matteo Bariani. Prima di tutto devo leggere questi titoli importanti: clarinettista, saxofonista, direttore d'orchestra, arrangiatore, docente, direttore artistico e musicale della Filarmonica Sestrese, a 180 anni della sua fondazione. A tal fine si riportano le motivazioni adottate dalla commissione di cui è presidente l'architetto Casaretto. Nato a Genova nel 1979, Matteo Bariani risiede a Savona. La sua innata vocazione per la musica gli consente a soli 8 anni di iniziare lo studio del clarinetto sotto la guida di Giuseppe Ratto e Massimo Putignano. La sua specializzazione musicale ottiene nel corso della carriera straordinari risultati formativi e un ricchissimo curriculum professionale. Matteo Bariani inizia nel 1997 gli studi per la direzione di bande ed orchestre sotto la guida di Paolo Mazza e Giovanni Battista Bergamo. Nel 1999 si diploma in clarinetto al Conservatorio Puccini di La Spezia con i docenti Cesare Marchini e Luigi Gallo. Quindi si specializza in composizione al Conservatorio Paganini di Genova e frequenta il triennio della ABBM di Bergamo con i docenti Massimiliano Caldi, Claudio Mandonico e Gabriele Comeglio. Si specializza all'Accademia Chigiana di Siena in direzione d'orchestra, frequentando il master quadriennale tenuto da Gianluigi Gelmetti. Nel 2001 si diploma in didattica all'Helvetic Music Institute e tra il 2004 e il 2008 frequenta a Milano e a Sofia, Bulgaria, il corso in direzione d'orchestra Hans Swarovski, sotto la guida di Maurizio Dones. Parlando della complessa carriera di Matteo Bariani, una carriera ricca di impegni formativi e di successi, occorre segnalare le sue importanti performance professionali dal 2001, quando inizia a dirigere l'antica orchestra di fiati Filarmonica Sestrese, assumendone l'incarico di direttore artistico e musicale nel 2014, con cui tiene concerti in Italia, Russia, Germania, Francia, Belgio, Spagna, Ungheria, Cecoslovacchia, Polonia. Contestualmente alla direzione dell'International Musical Festival di Genova, occorre ricordare la sua docenza nelle accademie musicali di Arenzano e di Savona, la direzione musicale nella compagnia T&M Live, nel festival Il Giglio è Lirica, nella Accademia Musicale Teresiana, da lui fondata, nella Orchestra Giovanile Genovese, nel Sextum Ensemble, nella Giovane Orchestra di Arenzano, Goa, nella Orchestra Sinfonica di Savona, nella Columbus Orchestra di Genova e in altre realtà liguri e italiane. La città di Genova si onora di aver dato i natali a Matteo Bariani. L'attestato d'onore Intel 2025 vuole testimoniare
la gratitudine della Liguria, con Genova, Savona e Sestri Ponente, sede della Filarmonica Sestrese, per l'originalità della carriera e delle sue prestazioni specialistiche, per il costante e determinato impegno, per la polivalente attività di docente, strumentista e direttore musicale, per il suo importante contributo nella valorizzazione culturale della Liguria, una regione segnata da grandi personalità della musica. Complimenti. Insegna la pensata il presidente Michel, architetto famosissimo Casalecchio. Maestro, piacere. Complimenti. Compie gli anni, Casarecchio, compie gli anni. Ma chi è che compie gli anni? Auguri, tanti auguri a te, tanti auguri a te. Abbiamo una sorpresa per il maestro. Tanti auguri a te. Abbiamo la consegna dell'attestato, appunto, quindi a favore di foto e di videocamera. Il nostro ingegnere, volevamo fare una foto insieme al maestro. Ubi Maior. Ti vuoi leggere il turno? No, domanda. Scusate che dobbiamo giustamente immortalare questi momenti. Che dire, intanto sentirsi leggere il curriculum è particolare, perché ho un'esperienza che normalmente si scrive e si dà in giro, no? Quindi niente, è molto emozionante. Io ringrazio tantissimo per questa giornata, per aver pensato a me, per la mia attività, perché credo che alla base di tutto ci sia chiaramente una grande passione, che è la prima cosa. Per noi musicisti e per noi artisti in generale, se manca quel fuoco ma non c'è questa passione, non si riesce a raggiungere determinati livelli. Quindi questa alla base di tutto. Innegabilmente ringrazio la mia famiglia che è qui presente, i miei genitori, i miei figli, mia moglie, perché comunque sia importante anche da parte dei genitori dare la possibilità di perseguire i propri sogni, e da parte della mia famiglia quella di sopportare le nostre strane, a volte no, modi di fare un po' eccentrici. Sono quei bambini lì e mia moglie. Così facciamo una foto con i bambini e con la signora. Anche i genitori e tutta la famiglia. Tutta la famiglia. Vi racconterò solo Questo qui lo tenete voi due, I bambini. questa macchina fotografica. Così. il papà ne prende, quindi Allora, visto che c'è anche qua di Sestri, noi siamo di Sestri, tieni, stai qua. Anche lì sono da Sestri. Anche tu stai qua, stai qua. Allora, abbiamo Mario Carboni, che è la mente storica di Sestri, è stato premiato con la Filarmonica Sestrese. ho conosciuto prima lui e poi mio padre. No, la questione è che purtroppo Sestri preferisco non parlare. Ho anche dei miei amici carissimi, eccoli là, che sono venuti apposta da Sestri, Grazie. Allora, ho dedicato questa poesia alla nostra Sestri, posso dire alla nostra Sestri. Sestri dai tanti volti, con fabbriche, stabilimenti, oratori e chiese sparse. Sestri industriosa degli operai, delle sirene che si fondevano con i rintocchi delle campane. Cuore nel cuore del suo cantiere, vanto e orgoglio sono le navi, solcano il mare come regine, mani callose dal duro lavoro dei contadini chini su fasce, profumi d'orto riversa il vento, cala
vecchia amata Sestri, di pescatori e sigaraie, di piazza Baracca e dei Viconi, semplice e nobile con il suo viale, nel connubio con via Sestri dove incontrarsi a passeggiare. Non c'è più la grotta azzurra con le magiche atmosfere, è sparita anche la spiaggia con le barche e le lampare, scie di aerei solcano il cielo, c'è l'aeroporto fra spume d'onda, suggestiva e popolare, con la sua banda e antiche balere tra rosse creuse e ciuffi d'erba, verde smeraldo come la croce, so del dialetto, c'è tradizione, la messa al gazzo e la benedizione. Ora il contributo artistico, quindi richiamiamo il maestro Mariani e il maestro Eliano Calamaro. Io intanto devo ringraziare anche tantissimo una delle persone più incredibili che ho conosciuto negli ultimi anni, che è il maestro Calamaro, perché insomma sono ormai diversi anni che collaboriamo insieme, mi aiuta in una maniera incredibile per i miei progetti con l'orchestra giovanile, ci divertiamo a suonare insieme, quindi per me è solamente che imparare, perché poi per noi musicisti è importante non soltanto la collaborazione, ma anche importante rubare i segreti, e questo in musica è una delle poche cose che è lecito, cioè rubare, no? Rubare positivamente dalla persona che ha vissuto, come sto vivendo io, la sua vita nella musica. Quindi grazie davvero. Ma io ringrazio lui perché è veramente, ora sembra di dire le solite parole, ma sono parole veramente sentite. È veramente un piacere collaborare perché, come dice lui, come dice il maestro Matteo, si impara sempre. E sto imparando cose nuove. Poi mi ha coinvolto quei giovani, mi sento giovane nonostante l'età che ho, e quindi c'è tutto un discorso importante. Ma quasi che vedi anche mi sento Possiamo mettere d'accordo, assolutamente. Allora, ti sento vi faremo ascoltare questa sera tre momenti musicali, che sono uno dedicato a due branetti di Mozart, che sono arrangiati per clarinetto e violino, tratti da delle raccolte per pianoforte, come spesso succedeva all'epoca, per dare la possibilità di divulgare la musica, si arrangiava per vari momenti, per varie situazioni musicali. Poi vi faremo ascoltare un brano di Rossini, quindi entriamo nella nostra musica italiana. Abbiamo deciso poi di chiudere, poi al limite se ci fosse, abbiamo preparato ancora una quarantina di brani se avete voglia di ascoltarli. Un brano moderno che un po' più moderno giustamente, ma non vi dirò il titolo perché così insomma cerchiamo di È una fare. sorpresa, ma lo conoscete. Penso di sì.
Stavamo per chiedere un bis, infatti. Era Brano sconosciuto.
di essere il mio genitore ufficiale Alberto Falabrino. Quando ancora non erano famosi come sono diventati dopo. Siamo qui, dai. Esatto. Allora, Abbiamo due pezzi. Cioè non da scegliere, non da fare. Pensi che sia il costume da bagno? Facciamo scegliere il pubblico. Ma sai che pensi? Fanno scegliere. Abbiamo anche strasetti dal bar. Presente dal bar. Oppure il ma sai che pensi? Quasi all'unanimità. allora più conosciuta. I strasetti sono bellissimi. Allora vi coinvolgiamo, Bianca, la strofa la canta la Bianca. Sì, La strofa la canta la Bianca. il ritornello, maestro, ragazzi, Dai, la trovi. sì, fai la strofa, poi Mi raccomando, Bianca. Hai presa la stravista, perché mi fai più darsi Forza, ragazzi. voleva partire senza una palanca, le usate in taglie foscia anche sì. Ulai arrottopemente in una palanca, per poi essere in giorno torna su. E fa sempre passiva di metto, ora piccante anche al Avrà tagaiello il fucetto e la sera qui mo figlio mi diceva che pensa a Ovviamente con il contributo anche della Bianca Podestà e degli ingegneri. fermalo, guarda, la Bianca Podestà, dove fermalo? I maestri a favore di foto. Posso avere una Certo.
Non è più Ci siamo messi d'accordo stamattina. Ecco, Clamoroso l'ho suonato proprio. quindi hanno provato pochissimo, insomma, ci sente, sì. grandiosi. Grazie. Continuiamo avvicinandoci alla conclusione dell'evento e quindi abbiamo un altro contributo. Ma è un piacere avere la nostra Bianca Podestà con un'altra performance esilarante. Devo parlare dalla terra. Alla terra desena, alle feta, tre canti, Maria, qui guardi, lasciare passare. Eccomi qui, a parlare di sta bellissima sirena che fa luce da ben 9 secoli. Sta bellissima signora domani è nascita lontano 1122, poi corriva l'anno 1543 e o duce Andrea Centurione Pietrasanta lo faceva riparare perché alle stata danneggiata nel 1513 per l'invasione di francesi, i nostri cugini d'Oltralpe. A finanziare i travagli è stato il Banco di San Giorgio. Da Lua a Lanterna, qui sui 77 metri d'altezza, all'oncaro certo del Mediterraneo. Senza contare i 40 metri di scoggio dove alle costruire. Per arrivare in cima bisogna montare ben 365 scale fino alla terrazza panoramica su 172. A luce di stamane giusa sirena, ad un raggio con la riva fino a 50 km di distanza. A lanterna sera, una cubbia di Namuè, perché arriva domani, alle nature compagna, alle quello che occhione dice, vuole parlare con la società e a sua gente. A lanterna, alle luce, perché arriva domani, quando su le sacalò e un colore da notte o la brassa all'orizzonte. A lanterna, a nasce in scena sporgenza di Scoggea, che in tempo a circondava Sena, alla due facce, una per gli altri che avevamo tutti i giorni, un simbolo della nostra città, l'anima degli altri senesi, l'altro per quelli che vivono e ambiscono, ma alle case, patria, in mandilo agitò, una luce intamente che nasce domani, e perché ti dica, e su chi? Ora, t'aspetta e ti affetti. Veggio conclude con questi pensieri. Mi ripeto, lanterna, bella signora domani, ma è giusta sirena, e chi ve ne devo dire? Sì, a fa luce, siamo d'accordo, però è maliziosa, perché scende dell'oggio a chi deve ormesare, e in tuo magico tempo per farsi cortesà, che battusa!